Nuova Peugeot 208 eletta auto dell'anno 2020. Il nuovo look della Mercedes i63, la nuova BMW Serie 6 Gran Turismo, prodotta in Baviera. Nuova Peugeot 208 eletta auto dell'anno 2020 è un'auto dal carattere forte, estremamente personale, che trasmette modernità ed energia. Dinamica, strizza l'occhio alla sportività, ma senza eccedere, senza correre il rischio di invecchiare precocemente. La nuova piccola della Casa del Leone segna un passo importante verso il futuro dell'auto, lo si nota anche osservandola da ferma. Nuova Peugeot 208 non è però solo stile e design, ma anche tecnologia d'avanguardia. Un'auto che afferma la propria modernità con la disponibilità per la prima volta della motorizzazione 100% elettrica. C'è ovviamente la frenata automatica di emergenza, ma anche la lettura dei cartelli stradali, ad esempio, per tenere sott'occhio i limiti di velocità. Sembra quasi incredibile che simili dotazioni possano essere presenti su un'auto così compatta, ma queste sono solo alcune delle dotazioni dell'auto dell'anno 2020. Il nuovo look che balza subito agli occhi osservando i modelli i63 4MATIC Plus è motivo in larga parte anche degli interventi tecnici attuati. Osservando la coda della berlina attirano subito l'attenzione le nuove luci posteriori più bagagliaio, più piatte o raddoppiate che si spingono fino al cofano del bagagliaio. Una speciale visualizzazione nella strumentazione informa se l'esclusione dei cilindri è attiva e se il motore sta girando a 4 o 8 cilindri. Il passaggio tra i due stati di esercizio avviene in modo brillante, rapido e impercettibile e non compromette in alcun modo il comfort dei passeggeri. La nuova BMW Serie 6 Gran Turismo, di cui sono state vendute nel mondo 50.000 esemplari, sarà prodotta a Dingolfing in Baviera e lanciata sul mercato nel prossimo mese di luglio. Il restyling degli esterni comprende un sottile finestrino laterale, vetri senza cornici delle 4 porte, grande portellone posteriore e spoiler posteriore attivo che si estrae automaticamente oltre 120 km/h. La gamma di funzione del Parking Assistant è stata ampliata con l'aggiunta dell'assistente alla retromarcia che funziona fino a 50 metri. La visualizzazione 3D dell'area circostante il veicolo nel quadro strumenti offre una panoramica ideale della situazione del traffico, dello stato dei sistemi di assistenza alla guida e delle azioni che il guidatore può adottare.